Lunedì 23 settembre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta in montagna. Vaia, il bosco è cambiato. Relazione conclusiva del monitoraggio fatto dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sulle aree colpite dalla tempesta del 2018. Solo a bassa quota tornerà come prima, in altitudine sono comparse piante mai viste prima. Fra poco più di un mese ricorrerà il 6° anniversario della tempesta Vaia. Come rinasceranno i boschi del Bellunese schiantati? Non saranno più quelli di prima, lo dice la relazione finale del Comitato Tecnico Scientifico messo in piedi a suo tempo dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Il verdetto pare netto: solo a bassa quota negli anni i boschi torneranno come prima, più si salirà più si troveranno piante mai viste prima, anche a causa del cambiamento climatico. L'approfondimento di Dalmas a pagina 17. Buon compleanno al Corriere delle Alpi, oggi compie 30 anni. Venerdì 27 settembre un inserto speciale e alle 11 in Camera di Commercio riunione di redazione aperta ai lettori. Nelle cronache, Belluno è invalido ma gli tolgono l'assistente sociale. Invalido e con la pensione sociale, ridatemi l'assistente sociale. L'approfondimento di Sosso a pagina 18. Belluno, il volley piange Laura Casarin, l'istruttrice dei bambini. Generazioni di pallavolisti hanno imparato a palleggiare con lei. Laura Casarin, 65 anni, è morta di malattia. L'approfondimento a pagina 18. Sedico, schianto tra auto e moto sulla Gordina, 2 in ospedale. Schianto tra un'auto e una moto sulla 203 a Gordina, 2 motociclisti finiscono all'ospedale. L'approfondimento a pagina 20. La foto di copertina: i partecipanti alla manifestazione provenivano da 71 province italiane, tanti anche gli stranieri. Parliamo dei luoghi della memoria, 6.000 in marcia per il Vajont. Una immagine della marcia di ieri mattina per ricordare il disastro del Vajont del 9 ottobre del 1963. L'articolo di Decol a pagina 15. Sul Monte Pelmo, bivacco in ricordo di Aldo e Alberto. Un nuovo bivacco sul Monte Pelmo è stato installato ieri mattina. Una quindicina di soccorritori che hanno preso parte alla posa con un breve e sentito applauso di inaugurazione e il pensiero rivolto verso il cielo ad Aldo, Olpe, Giustina e Alberto Magico Bonafede, i 2 soccorritori di San Vito di Cadore che hanno perso la vita sul Pelmo il 31 agosto del 2011 travolti da una frana durante una missione. Il bivacco è dedicato a loro. Dal Veneto, delitto Cecchettin, via il processo. Gino, Giulia ha già salvato vite. Questa è la dichiarazione del padre di Giulia Cecchettin. Mestre, lutto cittadino per il ragazzo ucciso. L'articolo di Artico e Costa lo troverete da pagina 10 a pagina 11 e si riferisce a un ragazzo che ha cercato di sventare una rapina a Mestre e purtroppo è stato accoltellato dal rapitore. 501 i giorni che mancano a Milano Cortina 2026, questo è il ricordo del Corriere delle Alpi. Questi richiami sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è la seguente a piena pagina, titolo: in elicottero al bivacco dietro front. La sezione nazionale alza la voce, il CAI di Domegge ritira la possibilità di arrivare domenica in volo al bivacco Montanella. L'approfondimento di Longhi a pagina 2. La foto di copertina è dedicata alla stessa notizia trovata sul Corriere delle Alpi. Siamo a Longarone, più numerosi i trevigiani dei bellunesi, in 6.000 la pedonata sul Vajont, la pedonata della memoria sulla diga del Vajont. L'approfondimento di Bonetti a pagina 7. Belluno, alberi tagliati, Cavarzano è un caso. L'approfondimento di Santina a pagina 2. Escursionista dispersa, il telefono suona a vuoto. Ore di apprensione per un'escursionista di Pordenone dispersa nella zona del Col Duro al confine tra lo Zoldano e il Cadore. Era attesa al Passo Cibiana nell'omonimo comune. La donna a 60 anni era l'ultima di una comitiva di 18 persone. I compagni di escursione, una volta rientrati al passo, si sono accorti che non c'era più. Immediata la richiesta di aiuto al 118. Sul posto è arrivato un vero esercito di soccorritori. Ieri pomeriggio uno spiraglio, uno della comitiva era riuscito a stabilire un contatto con la donna. Non so dove mi trovo, c'è un corso d'acqua, aiutatemi. Ma successivamente il telefono ha continuato a squillare a vuoto. L'approfondimento di Bonetti a pagina 7.
La Mon, festa del fagiolo, 20.000 presenze e 10 quintali di prodotti venduti. E ancora sport, settimana perfetta della Dolomiti, 9 punti in 8 giorni. Ieri terza vittoria consecutiva, la seconda in Lombardia, 0-2 il risultato finale. Altro sport, hockey, Cortina, più ombre che luci al debutto, sconfitta all'overtime contro Salisburgo. Calcio giovanile, dai regionali ai provinciali, valanga di gol nei campionati, gli approfondimenti da pagina 18 a pagina 19. Corsa Transcavallo, 150 in Alpago, Nani e Zanette ai vertici. Il caso Zoldo, torna alla ribalta il problema degli impianti. La mancata copertura della struttura di Soccampo potrebbe costringere la squadra femminile di hockey a giocare in casa Clout. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2, più parcheggi sacrificati, 125 alberi. Non si fermano le proteste dopo l'abbattimento di 4 piante a Cavarzano, a fianco di Italia Nostra anche il PD dell'Oltrardo. Leggi e raccomandazioni chiedono di piantare più arbusti, ma qui si fa con il contrario, tagli sconsiderati e sigillo di asfalto. Il caso Ferigutti, il caso in giunta, si moltiplica il sostegno, è una risorsa preziosa. Paolo De Mattei, docente negli Stati Uniti, racconta la sua esperienza, risposte celeri e tanta cultura. Il caso Ferrata con i sandali non è un'impresa ma sui social sì. Lo sfogo degli alpinisti dopo le immagini diventate virali del turista in Germania arrivato in vetta con i Birkenstock, ovvero queste ciabatte come si può vedere da questo scatto, e vediamo appunto il turista fiero di aver mandato questa foto sui social. A voi i commenti. Siamo a pagina 3, accoglienza in alta quota, in elicottero al bivacco, la sezione CAI ci ripensa. Il direttivo nazionale del club alpino aveva ripreso il gruppo di Domegge che voleva portare in volo a Montanel chi non se la sente di camminare. La conferma della presidente Liliana Fedon, possibilità cancellata dal programma della festa del 29. Pelmo ha aperto il ricovero dedicato a Bonafede Giustina, richiamo che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Continuiamo invece con pagina 5, migliaia al Babies Bazaar, vince una società. Ad aggiudicarsi il primo premio la proposta condivisa di 2 baby negozianti che hanno unito le loro bancarelle. Oltre al messaggio ambientale, forte anche la solidarietà con Bianca Ameri che ha donato i proventi agli alluvionati. Buon invecchiamento, la Sersa fa scuola, altra notizia dal capoluogo, nella 4 giorni contro il decadimento cognitivo, l'ex tempore di scultura e la visita di un centinaio di bambini. Il convegno Toghe da tutta Italia, una giornata di studio sul risarcimento del danno, a fare gli onori di casa l'avvocato Fogliato, il seminario venerdì. E adesso spostiamoci alla Mon, venduti 10 quintali di fagioli, le 3 giorni per il prezioso baccello ha richiamato più 20.000 persone provenienti da diverse regioni. Il sindaco Loris Macagnana, la festa è tornata ai fecchi fasti, è andata bene grazie alla squadra. Penco, la presidente del consorzio, aspettiamo alcune coltivazioni e poi gli affari aumenteranno. Pedavena, Woman Fly, donne pilota di parapendio a confronto, Martina Centa si terrà il prossimo fine settimana per cercare di invitare più atlete al volo. Siamo a Longarone, notizia che ha aperto entrambe le prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi, in 6.000 per ricordare il Vajont, anche 16 ultra ottantenni ieri alla pedonata sui luoghi del disastro del 9 ottobre 1963 e tantissimi giovani. I più numerosi, gli oltre 1.300 partecipanti dal Trevigiano, i bellunesi si fermano a 887 persone, 300 i volontari al lavoro. Sentieri sistemati e messi in sicurezza, è stata una giornata da incorniciare. Che emozione arrivare alla diga. Tutte le dichiarazioni e le testimonianze vi aspettano in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Con altre 2 notizie, la prima da Limana, Land Rover tra Valmorelle e Nevegal, anche così si promuove il territorio. Ponte nelle Alpi, minaccia l'ex consigliere e chiede scusa, fanno pace. Dopo un affare andato male, l'imputato le disse non camminerei più per Belluno. Siamo a Voltago, premiati commercianti e imprenditori turistici e storici, il sindaco Skin ha elogiato il loro pesante lavoro. Cibiana, escursionista scomparsa, aiutatemi. La 60enne di Pordenone era in una comitiva di 18 persone, i compagni sono rientrati a Passo Cibiana ma lei è sparita. Un esercito di soccorritori la stanno cercando per cielo e terra, vigili del fuoco al lavoro anche con droni per rilevare il cellulare. C'è un corso d'acqua vicino ma non so dove mi trovo, poi il telefono squilla a vuoto. Cortina, Ordine di Sant'Umberto, nuovi cavalieri e arriva un discendente degli Asburgo e ancora altri interventi, parliamo in questo caso del soccorso alpino, incidente in moto alla Stanga, 2 feriti, in questo caso non il soccorso alpino ma i vigili del fuoco.
Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alle notizie riferite al territorio bellunese che troviamo sull'edizione del del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 2. La prima è dedicata a Longarone al 61esimo del Vaillant, 6.000 in marcia da tutta Italia lungo i percorsi della memoria. Renato Migoti è l'organizzatore dell'evento, sempre più gente vi partecipa. Due le novità 2024, il ritorno dell'arrivo allo stadio e il tracciato cambiato nella discesa in zona Col Paternoster. Il bosco non sarà mai più quello di prima, vai a dossier conclusivo del Ministero, notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Nelle aree più colpite dalla tempesta ci sarà uno scenario nuovo e bisognerà fare i conti con il cambiamento climatico. Stanno crescendo piante che prima non c'erano, altre stanno sparendo. Vediamo in questo scatto gli effetti della tempesta Vaia che si è abbattuta sul Bellunese tra ottobre e novembre del 2018. La relazione finale, gli esperti in campo per un lavoro certosino, la conta dei danni. A fine ottobre del 2018 scoppiò il disastro. La tempesta Vaia ha colpito in Veneto 12.227 ettari, nella vicina provincia di Trento ben 18.389, in provincia di Bolzano 4.140, in Lombardia 4.604, in Friuli di Venezia Giulia 3.340. L'abete rosso è la specie di gran lunga più rappresentata, circa il 36% del totale nell'area colpita, seguito dall'abete bianco 11%, dal faggio 10% e dall'arice 4%. Il caso invalido e molto malato, il comune mi aiuti, Bernardo Bernarda vive con 700 euro di pensione sociale in un appartamento Ater, mi hanno tolto l'assistente sociale. Il lutto, il volley piange Laura Casarin, dirigente istruttrice di bimbi. Vediamo in questo scatto appunto Casarin, che appunto l'avete sentito è stata dirigente istruttrice del mini volley. Cibiana di Cadore, sparisce un escursionista, mobilitati i soccorritori, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Buon compleanno invece al Corriere delle Alpi, il Corriere delle Alpi compie 30 anni, riunione di redazione aperta ai lettori. Appuntamento venerdì 27 settembre alle 11 in Camera di Commercio. Lo stesso giorno uscirà un inserto speciale dedicato al territorio e vediamo i giornalisti del Corriere delle Alpi in questo scatto. Sedico, schianto sulla Gordina, 2 motociclisti feriti trasportati all'ospedale. E continuiamo con Feltre, pagina 21. La fiera di San Matteo trasloca in cittadella il centro La Coldiretti. Quel giorno l'associazione festeggerà in città la giornata del ringraziamento con centinaia di presenze. L'assessore Dalla Palma: stiamo valutando la soluzione che rende possibili le 2 manifestazioni. Sempre da Feltre, comune, negozianti e sponsor insieme in vista del Natale. E continuiamo con lo sport bellunese. Scusate, la rubrica Giorno e Notte, Belluno il Babies Bazaar, più di 600 bambini e 250 stand, tanti affari e simpatia sul listone, ed ecco alcuni scatti. La montagna vista da Vittorio Sella con la mostra di foto del collezionista Artl. L'appuntamento ovviamente riguarda Palazzo Fulcis e rientra nell'edizione di Oltre le Vete, ed ecco alcuni scatti che troverete a pagina 25. Sport con pagina 26, calcio Serie D, la quarta giornata, la Dolomiti stappa il Franciacorta, un gol per tempo al Real Calepina. Calcio di eccellenza Cavarzano, sconfitta e tanta rabbia, il Porto Mansuet passa in rimonta impattando con un rigore che scatena le proteste giallorosse. Ancora dal calcio, promozione, l'Alpago rompe il tabù, Montello KO. Calcio di prima categoria, il Fioribarpa costruisce e spreca ma supera il San Martino Colle. E ancora seconda categoria, Favola Sois cinquina al Gemelle i Primato Solitario. Terza categoria, applausi al Tambre, batte l'Auronzo ed è solo in vetta. E ancora campionato ICSI, campionato Carnico, sotto Castello e Sovramonte guidano il gruppo degli Open. Calcio giovanile, Under 19, bis della Dolomiti, primo hurrà del Cavarzano. Cadono Limana, Alpago e Plavis, sempre per il calcio giovanile, Under 17, giornata no, 5 KO e un pari della Dolomiti. Ancora dal calcio giovanile, 300 pulcini fanno festa a Pedavene a Longano. Al Memorial Mario de Soler il Valbrenta mette in riga le altre 12 società. Al torneo delle Oselette la finale premia i baby della Dolomiti bellunesi. Passiamo a un altro sport, Hockey Alps League, un Cortina poco cinico beffato all'overtime. Curling, il Master a Basilea, il team Costantini stoppato ai quarti. Hockey al Grand Slam a ottobre in Canada. Corsa in montagna, Transcavallo Equinox, Barattini e Bonatti mettono le ali. Nell'edizione di febbraio in palio il titolo tricolore Alpini di scialpinismo. Patinaggio artistico a rotelle, la sedicense Margherita Casanova sesta ai mondiali di Rimini.
Atletica, campionati regionali cadetti, Ghedina va sotto i 6 minuti e suo l'oro nei 2000 metri. Atletica, podio del Vittorio di Solagna e Marcer, bene i bellunesi nelle finali, società scudetto donne di Camilla De Paoli. Rugby, grazie alla squadra dei Dolomitici la palla ovale diventa inclusiva. Ieri la tappa inaugurale del progetto dedicato al coinvolgimento di atleti disabili, il presidente regionale Fir Trevisan, il momento cresce e coinvolge i giovani. Il big match, il Milan si sveglia nel derby, Gabbia stende l'Inter all'89esimo, 3-0 invece all'Udinese, Juric esordio con 3 punti ma è terremoto Roma, l'Aceo solo Cucu lascia. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo nel complesso irregolarmente nuvoloso con nubi più estese nelle prime ore e per il resto schiarite un po' presenti in pianura nelle ore diurne. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.